Il bigolo è una tradizione centenaria padovana. Ora ci sono anche le prove. Sì, perché dall'Archivio di Stato è emerso un documento datato 1604 in cui si concede il privilegio, una sorta di brevetto, per una macchina meccanica a Bartolomeo Veronese, detto Abbondanza. Il 26 gennaio del 1604 un tal Bartolomeo Veronese, soprannominato Abbondanza, una sorta di Giovanni Rana dell'epoca, se devo definirlo, si presenta al Consiglio di Padova e chiede il privilegio, quindi un primo brevetto, per la produzione non solamente di bigoli, bensì di lasagne, maccheroni, altri formati di pasta. Quindi una rivoluzione incredibile è quella dell'estrusione, che permette a un uomo di fare il lavoro che prima facevano 10 uomini. Quindi il passaggio epocale dalla pasta fatta a mano a quella fatta a macchina. Una testimonianza importante che sottolinea come già nel XVII secolo Padova fosse ricettiva all'innovazione. Ci racconta di come Padova sia realmente una città innovativa e come dal Veneto siano partite ancora tanti secoli fa delle idee che poi hanno contribuito a far sì che la nostra cucina entri in quella che è appunto le eccellenze nazionali. La macchina di Abbondanza poteva produrre 4 formati diversi di pasta, andando a portare questo alimento ad un pubblico sempre più ampio. Quando c'è un'innovazione tecnico-industriale poi si abbassano i costi e quindi prodotti che prima magari erano appannaggio solo delle persone più ricche diventano invece accessibili da tutti, e quindi anche grazie a questa innovazione si è diffusa la cultura della pasta e dei bigoli a Padova e quindi in Veneto. Un'ulteriore certificazione della storia gastronomica veneta e padovana. Già 400 anni fa l'ingegno, la capacità di reazione e soprattutto l'esigenza primaria facevano di Veneti grandi innovatori, in questo caso con la scoperta dell'estrusione, quindi del cosiddetto torcio, che ha permesso di rendere sociale e popolare la produzione della pasta, fino a quel momento riservata a poche persone.